Bentornati al consueto appuntamento con 20 minuti veneti. Questa settimana Piave TV vi propone uno speciale direttamente da Palazzo Balbi a Venezia con il governatore del Veneto. Bentornato Presidente Zaia. Grazie a voi e un saluto a tutti. Bentornati, siamo ritornati a quello che speriamo possa essere poi un appuntamento per i nostri telespettatori e per i cittadini veneti, un appuntamento con il Presidente della Regione. Già la volta scorsa ci aveva detto che questa è un po' la nostra casa, noi l'abbiamo presa in parola e siamo ritornati. Beh, direi che questa è assolutamente la casa dei veneti, anche la vostra e soprattutto di chi paga le tasse in Veneto. Bene. Presidente, ci eravamo lasciati a Natale con un po' il punto della situazione, a fine anno un po' il bilancio di quello che era accaduto. Cominciamo 2014 con degli eventi insomma, che sono stati abbastanza brutti per la Regione del Veneto, sto parlando in particolare di grandi piogge e soprattutto di problemi con le alluvioni e i nostri territori, i fiumi che sembrano non contenere più le acque, il mare che non le riceve, insomma un po' una situazione disastrosa per quanto riguarda il sistema idrogeologico. Diciamo che è una cosa che si ripete, fondamentalmente il Veneto è interessato annualmente, in alcuni anni in maniera importante, in altri meno, da due fenomeni alluvionali, che è quello autunnale fine anno e poi quello primaverile. Di solito abbiamo piovosità a marzo, aprile, maggio e sono fenomeni che ci preoccupano, anche perché se voi immaginate il Veneto è una regione che è una regione con i fiumi pensili, cioè i fiumi corrono al di sopra del piano campagna, prova ne sia che l'immagine del Veneto è quella degli argini, e il Piave stesso ha gli argini, no? E detto questo, noi sappiamo che abbiamo difficoltà a sgrondare e quindi a fare evacuare le grandi precipitazioni. Abbiamo avuto l'esempio dei comuni della Bassa Padovana, 8 comuni che hanno avuto 258 mm d'acqua per metro quadrato, vuol dire 25 cm più o meno così, d'acqua in un metro quadrato in poche ore. Quindi le acque meteoriche che in virtù della urbanizzazione selvaggia, del fatto che i fossati non sono più tanti come una volta e per molti altri motivi la cementificazione fanno fatica ad andarsene se arrivano velocemente. E l'altro aspetto, che è quello che tocca da vicino molto spesso, è il tema autunnale, che è quello delle grandi precipitazioni, grandi periodi di pioggia che riempie i fiumi. Quante volte abbiamo sentito parlare del Piave a livelli di guardia, del Meduna a livelli di guardia, del Livenza, piuttosto che del Bacchiglione, dell'Adige, del Gorzone. Insomma, questi sono termini che ormai magari tu non hai visto il fiume ma lo conosci perché è tanto famoso. L'alluvione 2010 per noi è stata un'alluvione di 10.040 cittadini e imprese alluvionati e l'abbiamo superata insomma, con tono, 495 opere realizzate da allora ad oggi, ed è stata un grande campo di battaglia per noi, anche una grande palestra perché abbiamo conosciuto l'alluvione e gli effetti dell'alluvione. Tanto è vero che questa oggi è la regione più organizzata sotto il profilo anche della programmazione delle opere, ci servirebbero i soldi. A proposito di soldi, servono tantissimi soldi, insomma ci auguriamo che la Regione riesca a finanziare questi lavori importantissimi per il territorio, perché ricordiamo che siamo soprattutto una grossa parte del Veneto si trova sull'acqua, siamo qui a Venezia, quindi abbiamo bisogno di fondi per sistemare un po' il territorio. Parliamo a proposito di fondi, di soldi e delle prossime opere in cantiere che... ricordiamo che noi abbiamo realizzato 495 opere, sono circa 400 rotti milioni di euro. Queste le abbiamo realizzate, chiusa la partita e consumato tutti i soldi che avevamo, detta proprio in parole povere. Adesso restano le opere pronte al cantieramento, cioè già progettate, già passate nelle diverse commissioni di valutazione di impatto ambientale, che valgono circa 600 milioni di euro, e poi quelle in progettazione che valgono circa 800 milioni di euro, il che vuol dire che abbiamo un contingente di opere pronte, non finanziate, di 1,4 miliardi. Siccome Renzi, Presidente del Consiglio, dice a tutte le riunioni che il governo ha 2 miliardi di disponibilità per le opere contro le alluvioni, il dissesto in generale, e le regioni, le comunità locali non sanno come spendere i soldi perché non sono pronte, noi diciamo che 1,4 miliardi dei 2 miliardi siamo pronti ad utilizzarlo. Oggi lanciamo questa sfida di dire all'Italia intera: se avete opere pronte ditelo a Renzi, perché noi il nostro 1,4 miliardi lo andiamo a prenderci.
E parliamo a proposito di opere di Pedemontana. Beh, la Pedemontana è una grande storia. Ricordiamo i veneti che è la più grande infrastruttura che si va a realizzare, sono 99 km di strada, 36 comuni, quindi parte della provincia di Treviso, parte della provincia di Vicenza. È una nuova superstrada, autostrada che collegherà l'A27, quindi zona Treviso, alla Valdastico, passando per due grandi centri che noi conosciamo per dare un'idea, che sono Montebelluna e Bassano. Detto questo, cosa si dice? Che avrà 16 caselli, entrando e uscendo dai quali i residenti pagheranno il 50% del pedaggio, i ragazzi fino all'età dell'università non pagheranno nulla e i pensionati non pagheranno. E a noi piace ricordare che siamo in cantiere, che abbiamo finanziato totalmente questa opera, è finanziata per 2 miliardi e 3, ci saranno 370 milioni di euro di espropri, che sono soldi che tornano nelle famiglie espropriate. L'esproprio è una piaga, è una ferita, però è altrettanto vero che 370 milioni di euro entreranno nelle famiglie venete e diventeranno l'auto nuova, l'appartamento nuovo, la casa da ristrutturare, qualche investimento, qualche risparmio, e diventeranno un'occasione comunque per fare economia. È un'autostrada, una superstrada, in teoria bisognerebbe chiamarla superstrada, che noi contiamo di realizzare da qui ai prossimi 4 anni. Considerino i veneti che avendo 16 caselli l'apriremo a lotti funzionali, cioè ogni volta che si riuscirà ad entrare ed uscire da un altro casello verrà aperto quel lotto, quindi idealmente sono 16 lotti che noi andremo ad affrontare pezzo per pezzo. Insomma, 4 anni non è neanche un tempo tanto lungo, ci sono opere che hanno impegnato molto più a lungo. Beh, ma noi siamo veloci, vorrei anche ricordarle che questa è un'opera che ho ereditato ma non aveva neanche il finanziamento completato, per cui a onor del vero siamo riusciti a portare a casa gli ultimi 340 milioni di euro dall'ultimo governo e siamo riusciti a mettere in fila tutte le imprese, e oggi diciamo che a noi fa piacere vedere che in questa infrastruttura, all'interno di questi cantieri, si parla veneto, quindi vuol dire che lavorano molti veneti, anche questa è economia per il Veneto. Allora, lei mi ha citato prima Renzi e adesso parla di territorio, di veneti, di sentir parlare i veneti, scusi la domanda viene spontanea, il rapporto tra il governatore e la regione del Veneto e gli indipendentisti, soprattutto il recente plebiscito online che è stato fatto. Ma guardi, allora il sentimento indipendentista barra autonomista è un sentimento ubiquitario in Veneto, cioè vuol dire che i veneti intervistati per il 99% gli dici ma tu sei indipendentista, autonomista, cioè se ti va proprio male ti dicono vorrei essere come Trento e Bolzano. Il che vuol dire che c'è una propensione a cambiare lo stato delle cose. Questa propensione non ce l'ha Roma. Roma sa che questa è una vacca da mungere, che produce circa 21 miliardi di tasse all'anno e fa in modo che i veneti stiano lì a testa bassa, a sgobbare, lavorare come i somari e continuare a mandare tasse a quei 4 lì di Roma, evito parolacce, che sprecano. Del resto dovrebbero spiegarmi perché in Sicilia ci sono 22.000 forestali e in Veneto ce ne sono 400. A me non risulta che le Dolomiti siano in Sicilia. Detto questo, il mondo indipendentista e autonomista è variegato e quindi ci sono molte associazioni, alcune sono culturali, altre sono politiche, partiti, eccetera. La galassia è grande, io spero che non ci siano guerre tra poveri ed è altrettanto vero che finché il tutto avviene all'interno dell'alveo della legalità, della democrazia e del rispetto anche delle idee altrui, perché essere indipendentista o essere autonomista significa rispettare l'indipendenza e l'autonomia anche del tuo interlocutore, cioè non è perché uno è innamorato del tricolore tu lo devi massacrare. Lo dico perché se è vero che crediamo che il referendum sia una via democratica, altrettanto vero che dobbiamo pensare che ci sarà anche qualcuno che andrà a votare no al referendum, perché sennò diventa una dittatura. Io se avessi il referendum da votare voterei sì, questo è poco ma sicuro, però deve basarsi tutto sul rispetto. I catalani ci hanno insegnato in 30 anni che il dialogo con la controparte è un dialogo che deve essere costruttivo, altrimenti ti ghettizzi, altrimenti resti riserva indiana e non vai da nessuna parte. Detto questo, dico che il rapporto del governo è un rapporto che non è proficuo in questo momento, siamo di fronte a tanti proclami ma pochi fatti, questo è un dato concreto. A me risulta che i veneti continuano a pagare il 68,5% di tasse nonostante tutti i bei proclami, a me risulta che qui ci siano ancora 195.000 disoccupati e come contropartita Renzi vende la partita degli 80 euro in busta paga come la grande panacea.
Ecco sì, beh, su questi 80 euro poi insomma andranno nelle tasche di chi comunque ha uno stipendio lordo abbastanza alto, voglio Ma dire. guardi, me lo faccia spiegare. Sì, perché c'è Allora, abbastanza confusione a chi riguardo. guadagna da 0 a 8.000 euro non prende gli 80 euro. E quindi ecco, Chi guadagna da 8.000 euro a 24.000 prende gli 80 euro. io non credo che cambi sostanzialmente la vita di chi già Ma prende uno stipendio c'è anche un'altra considerazione. buono. I pensionati non prendono 80 euro, tutti i ragazzi, tutti i lavoratori autonomi che magari si sono fatti di partita IVA perché nessuno li assumeva, non prendono gli 80 euro. E io faccio un altro calcolo, che gli 80 euro dati in busta paga, io ho qualche dubbio che vengano subito spesi, perché immagino che in un momento come questo molti risparmieranno anche gli 80 euro. Gli 80 euro a 10 milioni di abitanti, si sono fatti i calcoli, adesso passatemi tutte, sono circa 6 miliardi e 400 milioni. Se io prendessi 6 miliardi e 400 milioni, invece di dare 80 euro così a pioggia, avessi detto, steggisti, prima occupazione, diamo 10.000 euro all'anno, oggi uno stegista guadagna 500 euro al mese, quindi 6.000 euro all'anno, noi gliene diamo 10. 10 per 6 miliardi e 4 sono 640.000 giovani che avrebbero potuto conoscere il mondo del lavoro. Sì, in effetti Questa era la vera misura. sta facendo campagna elettorale su questi 80 euro al mese che non cambieranno la vita di chi già sta bene, perché chi prende 8.000 euro al mese lordi sta bene, Presidente. Ci sono i nostri pensionati che vivono a fatica con le pensioni e i tagli, insomma questa è una proposta un po' che va detto che questi 80 io euro... posso dirlo perché comunque sono un'altra componente politica, dico che questa è una manovra elettorale, poi per carità rispetto alle idee di tutti, però se si voleva veramente aiutare l'occupazione 640.000 ragazzi avrebbero potuto lavorare come prima occupazione e farsi un'esperienza a 10.000 euro all'anno. Parliamo di ragazzi e torniamo comunque a parlare anche di chi ha difficoltà a ritornare nel mondo del lavoro, perché i ragazzi magari una possibilità riescono comunque a trovarla. Ci sono le persone che hanno passato i 50 anni e che si sono ritrovate a causa della crisi a casa e per loro con famiglia eccetera è davvero difficile reintegrarsi nel mondo del lavoro. Cosa si può fare? Noi abbiamo tutti dei progetti di accompagnamento al lavoro, ovviamente la parte debole dei contenziosi collettivi dei licenziamenti è rappresentata dagli over 50 che con difficoltà riescono a ricollocarsi sul mercato del lavoro. Noi abbiamo avviato tutta una serie di progetti formativi, di attività, gli ammortizzatori sociali, anche prolungati in alcuni casi, però resta una difficoltà oggettiva, cioè deve ripartire l'economia, devono ripartire i consumi, bisogna anche essere positivi, diciamolo fino in fondo. Difficile dirlo a un disoccupato, ma dobbiamo essere noi positivi e coloro che hanno possibilità di intervenire nell'economia, perché poi anche il singolo cittadino lo può fare, no? Magari invece di comprarti una macchina straniera ti compri una macchina italiana, che magari è italiana, che magari i prodotti, i particolari, la componentistica è prodotta da qualche azienda veneta. Su Made in Italy, anche lì insomma l'etichetta Made in Italy che in realtà poi di Made in Italy ha poco perché c'è solo l'assemblaggio finale. Così. Io però ho fatto una battaglia da ministro sul Made in Italy, tutti me la riconoscono, introducendo ad esempio l'etichettatura obbligatoria per l'olio d'oliva. Se oggi c'è l'etichettatura è grazie a me, introducendo tutta una serie di misure per riconoscere i prodotti a marchio. Soprattutto per la contraffazione, dal momento che comunque siamo a livello europeo, al mercato a livello europeo, l'Europa copia i prodotti italiani spacciandoli per Made in Italy come non sono, quindi ben venga l'etichettatura che riconosca. Questo è fondamentale, però è anche fondamentale ricordare che poi il cittadino, se tu gli dai l'etichettatura, gli dai la tracciabilità, gli dai tutto, poi non è che può andarmi a comprare l'ananas a dicembre, cioè deve comprare le mele, tutti i prodotti che comunque sono della stagionalità, quindi l'invito ai cittadini, se aiuti gli altri aiuti anche te stesso in agricoltura, è la salute, è il territorio e quindi comprate prodotti di stagione e prodotti a chilometro zero, cioè vai nel tuo territorio e capisci che in aprile/maggio in Veneto trovi l'asparago, cioè non trovi le ciliegie. Poi a maggio sì, per carità, a metà maggio iniziano le ciliegie, però ecco, la stagionalità è importante, ci permette di aiutare l'economia del territorio. Ecco. Avevamo parlato di giovani, Presidente, e parliamo quindi di giovani, di istruzione, di giovani che devono trovare una strada all'interno del paese, del territorio e la difficoltà che parte proprio dai test d'ingresso, d'accesso alle università. Uno sbarramento che viene posto con dei test che sono stati da lei criticati. Ma vergognosi. Ecco. Vergognosi perché se un ragazzo pensa di poter fare il medico, tu non puoi selezionare quel ragazzo con dei test che non c'entrano nulla con la medicina o con materie affini alla medicina.
io posso capire che tu gli chieda la sua preparazione in fisica, per dire, no? Perché la fisica è applicata totalmente nella fisiologia e quindi il funzionamento del corpo umano. Però tu non gli puoi fare domande in quei test che non c'entrano nulla e mai gli serviranno per la professione. Sono dei test comunque ricorrenti anche nei concorsi pubblici, Presidente. Sì, sono dei test che chiamano preselettivi, di logica, di... È il segno di un paese fallito, guardi. Ecco. Questo è il segno evidente. Noi i ragazzi li dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di iscriversi, di fare anche gli studenti lavoratori e selezionarli, ma in maniera veramente durissima, agli esami. Perché quando tu vieni con l'esame di anatomia la devi conoscere bene, non ti devo salvare perché 2 o 3 anni fa hai fatto il test di ammissione e siccome a me servono 100 medici al quinto anno non ne posso perdere per strada perché siete in 101, 102, perché poi questo è quello che accade. Che mancano poi medici ed infermieri. Sì, perché selezioniamo e poi sbagliamo i numeri programmati e rischiamo anche di avere persone che si laureano che comunque sono arrivate alla laurea perché magari il numero programmato prevedeva che un minimo di agevolazione ci fosse. Io dico iscrizione libera e poi grande selezione, come è sempre accaduto, in passato accadeva così. Selezione, meritocrazia, insomma che vadano Certo. avanti i migliori, Presidente, coloro che... Vabbè, curano la salute dei cittadini, non è che si occupano di robe di minutaglie. Assolutamente. E a proposito di cura della salute dei cittadini, quindi abbiamo parlato di istruzione, di territorio, di lavoro e chiudiamo parlando anche di sanità, quindi di ospedali, di pronto soccorso. Siamo i numeri 1. Questo ce lo dicono tutti, siamo regione di riferimento a livello nazionale per i costi della sanità, siamo i migliori a curare, conosciamo l'immigrazione sanitaria e abbiamo un grande progetto che è quello di una nuova visione del pronto soccorso. Pronto soccorso entrano circa 2 milioni di utenze all'anno, danno vita a 13 milioni e 700 mila prestazioni, quindi radiografie, risonanze, tutto quello che accade quando tu vai in pronto soccorso e questi 2 milioni di cittadini devono essere trattati come dei signori. Quindi non debbono dirmi sì, mi hanno curato bene ma sono rimasto un giorno in pronto soccorso e nessuno mi diceva niente. Che accade? Accade ancora, Presidente, queste lunghe attese nel pronto soccorso? Accade ancora, tant'è vero che noi interveniamo con l'idea di metterci delle persone in camice, magari di neolaureati o spero in medicina, dei giovani che non stanno al di là del bancone ma stanno in mezzo ai pazienti, a informarsi sulle loro condizioni, a informarli di quello che sta accadendo, magari di là c'è un pullman di persone politraumatizzate e tu non lo sai e la tua unghia incarnita può aspettare, ma è fondamentale che ci sia questo progetto dei pronto soccorso, quindi persone dedicate in sala d'attesa, acqua potabile, video, la possibilità di avere delle riviste, le prese elettriche per ricaricare i telefonini, insomma tutto un sistema che dia anche un po' di comfort a tutti questi cittadini che peraltro sono tutti codici bianchi, cioè non è gente che sta morendo. E infatti forse è il caso di educare anche le persone in questo senso, come si potrebbe fare, perché tante volte uno corre al pronto soccorso e effettivamente potrebbe magari aspettare o rivolgersi a... Ma noi non possiamo pretendere che i cittadini siano medici di se stessi. Noi dobbiamo funzionare bene la sanità, se un cittadino ha un dubbio e non trova il suo medico di base va al pronto soccorso e lì deve trovare qualcuno che lo cura e non che lo rimbalza a lunedì mattina al medico di base, questo è poco ma sicuro. Bene, va bene Presidente. Grazie. Noi con questo, con la sanità, abbiamo terminato i nostri 20 minuti a disposizione e speriamo insomma che questo possa essere una rubrica che ogni tanto riproponiamo, quindi faremo il punto della situazione, magari ci dia lei l'appuntamento a tra quanto possiamo avere altre novità. Siamo a maggio, prima dell'estate. Prima dell'estate, perfetto. Allora prima dell'estate torneremo e magari parleremo di un altro problema importante che è quello delle chiusure domenicali o meno dei negozi. Non abbiamo avuto il tempo oggi di toccare questo tasto con la protesta anche delle commesse. Una battuta finale in merito? Noi stiamo dalla parte delle commesse e dei commessi. Pensiamo che se il problema è sociale, il fine settimana invece di andare al centro commerciale puoi andare sul Piave, puoi andare in giro per i campi, piste ciclabili, in montagna, al mare, a passeggiare, insomma ci sono delle alternative e che sono anche meno costose perché poi se lì spendi. Sì, infatti. Io l'ho chiesto perché siamo appunto prossimi ai festeggiamenti del 1° maggio e reduci dal ponte del 25 di aprile e 26, il ponte di questi giorni. Perfetto. Va bene Presidente, la ringrazio. Grazie di nuovo. Grazie dell'ospitalità e con questo termina questa edizione di 20 Minuti Veneti. L'appuntamento è alla prossima settimana. Grazie.